Perfetto. La polizia croata ha arrestato 4 croati tra i 43 e i 60 anni presunti responsabili del furto di gioielli a Palazzo Ducale dello scorso 3 gennaio. Le opposizioni chiedono un consiglio comunale straordinario per discutere di acqua alta e di Mose dopo l'evento eccezionale della scorsa settimana. Dopo il ricorso del Comune contro l'ordinanza sui 7 minuti di sosta massima in aeroporto si apre un nuovo fronte sull'esorbitante costo del biglietto delle linee ACTV dirette allo scalo. La polizia locale ha sgomberato un immobile in disuso tra via Calabria e via Seggiano alla Gazzera denunciando 2 tunisini sorpresi nel sonno con coltelli. L'assessore regionale Donazzan critica aspramente la scelta del suo partito Forza Italia di non votare il DL Sicurezza. L'economia del Veneto è in crescita ma con un freno rispetto ai periodi precedenti, lo rende noto la Banca d'Italia che oggi a Venezia ha presentato l'aggiornamento congiunturale. Tra le tante iniziative per festeggiare il giorno di San Martino c'è anche quella del quartiere Pertini, sabato a partire dalle 16. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri notiziari, la cronaca in primo piano perché dopo quasi un anno si è conclusa con l'arresto dei responsabili la vicenda del clamoroso furto di gioielli a Palazzo Ducale dello scorso gennaio. Sentiamo. La polizia della Croazia ha arrestato 4 cittadini croati di età compresa fra i 43 e i 60 anni, presunti responsabili del furto di gioielli a Palazzo Ducale dello scorso 3 gennaio, durante la mostra Tesori del Mogule dei Maharaja. Gli arresti avvenuti nella giornata di ieri a conclusione di un'indagine durata 10 mesi in collaborazione con la polizia italiana. I ladri, esperti professionisti, erano riusciti a impadronirsi di una spilla e di un paio di orecchini, mescolandosi alla folla dei visitatori durante l'ultimo giorno dell'esposizione. I gioielli rubati non sono tra i più preziosi della prestigiosa collezione Altani, ma il loro valore è comunque ragguardevole. La polizia croata ha stimato il prezzo della refurtiva intorno ai 3 milioni di euro. A Venezia le opposizioni chiedono un consiglio comunale straordinario per discutere di acqua alta e di Mose dopo l'evento eccezionale della scorsa settimana. L'acqua alta della scorsa settimana ha messo in evidenza una serie di problemi gravi che tuttora insistono sulla laguna di Venezia, quindi riteniamo necessario che una discussione venga fatta in Consiglio Comunale il più ampia possibile e ampia anche nel senso proprio dell'estensione, cioè si parli di Mose, si parli di equilibri in laguna, si parli di tutto quello che riguarda la laguna di Venezia e i rischi ai quali la città è in questo momento sottoposta. Con questa motivazione PD e lista Casson hanno richiesto un consiglio comunale straordinario dedicato all'acqua alta eccezionale dello scorso 29 ottobre e allo stato di attuazione del Mose. Il Mose è stato pensato negli anni 80, ha delle criticità forti, deve essere terminato, non deve essere terminato, sono domande troppo importanti alle quali non ci si può sottrarre come consiglieri comunali di prendere una posizione e comunque di analizzare ogni possibile risvolto. Su un tema così importante per il futuro della città, nota Giovanni Pellizzato della lista Casson, il governo non ha finora indicato le sue intenzioni. Ogni decisione riguardante quest'opera, a partire da quella iniziale di realizzarla, è stata calata dall'alto senza tener conto dell'opinione spesso contraria dei veneziani. È tempo che la città faccia sentire la sua voce. Manca appunto la trasparenza e la chiarezza. Il governo stesso sembra non avere chiare le idee su come verrà terminato e chi lo gestirà. A questo punto dal Consiglio Comunale di Venezia può partire un segnale molto forte su come ci si debba comportare. Tra le questioni da discutere quella degli eventuali risarcimenti per chi ha subito i danni più gravi. Il Movimento 5 Stelle li chiede a gran voce sulla base del precedente del 2008, quando la marea aveva raggiunto lo stesso livello di quest'anno, 156 centimetri. Una differenza però esiste, nota Pellizzato, allora le previsioni del centro maree si erano rivelate sottostimate. Questa volta invece il fenomeno è stato previsto e annunciato con largo anticipo. Io credo che chi opera a Venezia, io sono uno dei tanti che ovviamente hanno negozio eccetera, sappia come comportarsi in queste occasioni. È certo che alcuni danni possono esserci stati perché in certi casi materialmente non è possibile, come diciamo noi, tirar su.
però con una previsione così precisa secondo me è difficile pensare a un risarcimento, se non appunto in termini di qualche danno strutturale inevitabile che credo sia anche un po' difficile da valutare e da stabilire. Potenziare i servizi forestali alla lotta ai cambiamenti climatici attraverso limiti più severi delle emissioni sono le richieste del Partito Democratico in Consiglio regionale dopo il disastro dei giorni scorsi. Sentiamo. Dopo la devastante ondata di maltempo che ha colpito il Veneto, i consiglieri del PD chiedono alla Regione di rimettere al centro degli interventi le politiche forestali, stanziando risorse adeguate e svolgendo un'adeguata programmazione. I 4 milioni previsti dall'attuale programma di sviluppo rurale, sostengono i democratici, sono insufficienti al ripristino e al risanamento delle foreste danneggiate. Secondo le stime di Coldiretti sono andati persi 15 milioni di alberi, ma i danni non si fermano qui. Anche un patrimonio faunistico, quindi pensiamo a tutti gli animali che vivono in questi boschi, è stato decimato e pertanto le politiche regionali devono adesso tendere a tutelare questi boschi, a reimpiantarli e a tutelare anche la fauna selvatica. È prioritario lo smaltimento degli alberi schiantati, proseguono dal PD, e quindi sono necessari più fondi da destinare alle imprese boschive e alle segherie venete, coinvolgendo anche Veneto Sviluppo. I democratici chiedono inoltre limiti più severi sulle emissioni di CO2 nel territorio veneto. Dobbiamo fare una grande transizione energetica perché i cambiamenti climatici ormai sono sotto gli occhi di tutti e una politica seria che contrasti i cambiamenti climatici chiama in causa non solo il settore forestale ma la mobilità, il riscaldamento, le imprese e i cittadini. Dopo il ricorso del Comune contro l'ordinanza sui minuti di sosta massima in aeroporto si apre un nuovo fronte sull'esorbitante costo del biglietto delle linee ACTV dirette allo scalo. Anche l'opposizione plaude al ricorso presentato dal sindaco veneziano Brugnaro contro l'ordinanza di ENAC che limita a 7 minuti il tempo di permanenza di auto e pullman nell'area aeroportuale. Per Davide Scano del Movimento 5 Stelle si tratta di un passo nella direzione giusta. Chiediamo ora al sindaco di continuare ad accogliere le nostre richieste e quindi abbassare la tariffa speciale di 8 euro per arrivare all'aeroporto in autobus, quindi con la tariffa di ACTV. E quindi per tutti i titolari di tessera iMob occorre pagare 1,50 euro perché è veramente assurdo e ingiusto rubare 8 euro per fare una fermata in più rispetto al tratto urbano che si ferma alla fermata prima in centro a Tessera. Un tema sul quale il sindaco ha espresso la sua apertura va però affrontato in relazione a un più ampio ridisegno della viabilità di accesso all'aeroporto, puntualizza, sulla quale è necessario trovare un accordo tra tutti i soggetti coinvolti, tenendo presente che presto sarà possibile raggiungere lo scalo anche in treno. Riguarda l'accessibilità dell'aeroporto, per cui noi dobbiamo riuscire a chiudere le questioni il più ampiamente possibile, il più completamente possibile, in modo tale che non restino sempre temi aperti che rilanciano. Un intervento per ridurre il costo del biglietto per i possessori di IMOB è necessario anche secondo il presidente della municipalità interessata, Marco Bellato. L'attuale tariffa, ricorda, era stata decisa dalle scorse amministrazioni per far fronte a problemi di bilancio di ACTV. Questo problema deve essere risolto e deve essere risolto nella maniera più opportuna anche tecnicamente, perché siamo tutti d'accordo sul fatto che l'importo è troppo alto del biglietto, però bisogna anche risolvere dei problemi di carattere tecnico perché non dimentichiamoci che ci sono i bilanci. L'assessore Donazzan critica aspramente la scelta del suo partito Forza Italia di non votare il decreto legge sulla sicurezza. Sentiamo. All'indomani del mancato voto al decreto sicurezza da parte di Forza Italia, l'assessore regionale Elena Donazzan si dice delusa per la scelta presa dal suo partito. Ha sbagliato a non votare, perché il tema della sicurezza era nel programma di governo di Forza Italia. Era ed è una priorità per tutti gli italiani al di là del partito e perché è inaccettabile che si discuta di sto al governo, non sto al governo, mi hai tradito, non mi hai tradito, quando il problema è inasprire le pene, dare più forze ai vigili del fuoco, alla forza di polizia. Insomma, il decreto sicurezza andava votato da tutti, in particolare da chi è andato in campagna elettorale a chiedere il voto così. C'è il bene comune che va prima dei partiti, ci sono gli impegni che ci siamo assunti in campagna elettorale. Forza Italia è andata a dire che sulla sicurezza non avrebbe fatto sconti e poi che fa? Solo perché è in beghe con il governo non vota un decreto che deve essere trasversale.
Secondo Donazzan, Forza Italia ha deliberatamente scelto di non votare a favore della stretta sul diritto d'asilo per i migranti, a nuove norme in materia di daspo urbano, videosorveglianza e molto altro, temi cari al partito soprattutto in campagna elettorale. Lei è rimasta delusa da questo comportamento? Molto, ma penso che siano rimasti delusi soprattutto i cittadini, al di là di me che sto facendo da diverso tempo delle critiche a un partito che non si rende più conto di ciò che accade sul territorio, che non parla con i cittadini, che non comprende che cosa sta accadendo. Ecco, io invece credo che sulla sicurezza non ci dovrebbero essere distinguo. Nell'ambito di un programma di rigenerazione urbana, Oculus, gli agenti della polizia locale hanno sgomberato un immobile in disuso situato tra via Calabria e via Asseggiano alla Gazzera, denunciando 2 tunisini di 44 e 47 anni sia per invasione di edifici che per la detenzione di 2 coltelli subito sequestrati. Il blitz nelle prime ore della mattinata, dopo che negli ultimi giorni le pattuglie del corpo avevano segnalato a più riprese attività anomale nell'immobile già in passato interessato da sgombero da parte della polizia locale. Gli operatori, col supporto dell'unità cinofila, sono entrati nello stabile cogliendo nel sonno i 2 tunisini privi di documenti e con precedenti di polizia per spaccio, rapina e furto. Venezia piange un pezzo della sua storia, si è spento Roberto Tramontin. Ultimo di una stirpe di squerarioli che per più di un secolo si sono dedicati alla costruzione di gondole delle più pregiate. Si è spento Roberto Tramontin, 64enne, al termine di una lunga malattia. Un pezzo della storia di Venezia che se ne va. Sua la ditta che era stata fondata nel 1884 da Domenico Tramontin, per poi passare ai discendenti fino al papà di Roberto. Un maestro Dacia che ha saputo trasmettere arte e passione al figlio, in grado di realizzare splendide gondole dalla linea elegante e la prua alta. Per la loro perfetta e armoniosa forma gli artigiani Tramontin sono stati paragonati ad Enzo Ferrari. Roberto svolgeva il proprio lavoro allo square di Ognissanti ad Orsoduro, un uomo profondamente legato alla propria arte e alla tradizione veneziana. Linea alla regia, ora ci vediamo tra pochissimo. Rieccoci in diretta con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali, parliamo di economia ora, quella del Veneto è in crescita ma con un freno rispetto ai periodi precedenti, lo rende noto la Banca d'Italia che oggi a Venezia ha presentato l'aggiornamento congiunturale. L'economia sta proseguendo, direi, con un tono positivo, l'espansione di tutte le attività che interessano i comparti principali dell'economia del Veneto danno segni positivi. In termini di comparazione temporale c'è una lieve attenuazione rispetto ai risultati, le performance sempre positive dell'anno precedente. Un dato che esprime questo andamento positivo è sicuramente il mercato del lavoro. I dati sono positivi, ma la crescita economica del Veneto vede un freno rispetto al 2017. Lo rende noto la Banca d'Italia che ha presentato presso la sede di Venezia l'aggiornamento congiunturale. Il Veneto viene comunque da un quadriennio di crescita, dal 2013 superiore alla media nazionale. Tra i dati più confortanti quelli sull'occupazione, in particolare per under 35 e over 55. Questa è una cosa interessante perché ci aspettavamo in qualche misura che il tasso di occupazione degli over 55 aumentasse, questo in virtù delle recenti riforme pensionistiche, e questo effettivamente è successo. La cosa positiva è che aumenta anche il tasso di occupazione degli under 35, che comunque è aumentato, anche se si mantiene ovviamente su livelli inferiori a quelli medi, dell'occupazione media. Stiamo parlando fondamentalmente di contratti a termine, nei primi 6 mesi c'è stata una crescita, quindi un aumento delle assunzioni nette soprattutto per contratti a termine, però a differenza dell'anno scorso nei primi 6 mesi di quest'anno sono cresciuti anche i contratti a tempo indeterminato. Questo ha portato di conseguenza a migliorare anche le condizioni economiche delle famiglie, sia per il credito al consumo con un più 9,6% nei primi 6 mesi che per i mutui. Le imprese hanno migliorato la loro posizione di liquidità finanziaria, ma visto l'andamento dei mercati esteri ora si muovono con cautela. Miglioramento anche nel settore turistico, con la crocieristica a Venezia che indica un dato sorprendente.
Un dato che è in controtendenza rispetto ai flussi di merci, di passeggeri nel sistema portuale e aeroportuale, perché i passeggeri della crocieristica nei primi 7-8 mesi dell'anno sono cresciuti dell'11,4%, recuperando in parte il calo che c'era stato lo scorso anno, legato anche alle note vicende del blocco delle grandi navi da crociera nel porto di Venezia. L'indotto legato alla crocieristica è significativo, quindi ci aspettiamo che questo sia un ulteriore fattore che fa ben sperare per il consuntivo poi dell'anno per quanto riguarda le presenze di turisti stranieri soprattutto. 11 novembre San Martino, tra le tante iniziative per festeggiare questo santo tanto amato a Venezia, tra le tante iniziative c'è anche quella del quartiere Pertini, sentiamo. Le storie, il teatro, il canto della Filastrocca. Sabato ci sarà una grande festa in Rione Pertini a Mestre in occasione di San Martino. Faremo venire i bambini con le pentole, con i cucchiai, faremo festa e ci sarà la regista Borghi, quella che ha curato anche il nostro teatro, che spiegherà le storie ai bambini. Quindi una grande festa e un richiamo alle tradizioni. Quindi si racconterà ai bambini qual è la storia di San Martino. Certo, in primis quello, ma siccome la Borghi è una cosa eccezionale che sa raccontare le fiabe, sicuramente farà anche altro oltre che il San Martino. Si parte alle 16 e chiunque potrà partecipare. Noi accogliamo da tutta la cittadinanza, se vogliono venire saremo ben felici di accoglierli. Ed era questo l'ultimo servizio da Venezia, vi ricordo l'appuntamento con 20:10, questa sera subito dopo i telegiornali si parlerà di sicurezza con Carla De Conti, la tabaccaia di San Fior di Sotto plurirapinata e Francesco Pontelli, economista. È tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Giornata piuttosto grigia sulle nostre regioni dove non mancherà qualche fenomeno. Vediamo dove. Sul Veneto avremo locali foschie o nebbie al mattino sulle pianure, ma in rapido dissolvimento col passare delle ore. Cielo molto nuvoloso e spesso coperto un po' su tutte le province, ma in genere senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 10 e 13 gradi. Le massime invece oscilleranno tra i 14 e i 17 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà possibile qualche foschia mattutina sulle vallate, ma migliorerà a partire dal pomeriggio. Altrove il cielo si manterrà grigio e anche spesso nuvoloso, ma non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra 11 e 13 gradi. Massime comprese invece tra 15 e 18 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Anche sulla nostra regione sarà molto nuvoloso ovunque e non saranno da escludere anche dei locali piovaschi a carattere sparso ma piuttosto frequenti. Qualche spazio soleggiato in più soltanto sulle Alpi di confine. Temperature minime tra 10 e 13 gradi. Massime comprese invece tra 12 e 15 gradi. Per ora è tutto. Un saluto dal meteo di Antenna 3.